Ciao a tutti, siamo davanti alla Proloco di Castelfranco Veneto, adesso entreremo e con noi ci sono i ragazzi dell'Istituto Rosselli di Castelfranco che ci hanno portato tutte le installazioni che verranno messe all'interno delle mura di Castelfranco in occasione del premio letterario Giorgione. Eccoli qua! Sono arrivati i ragazzi, qui con noi abbiamo la Presidente della Proloco Barbara Grassi, l'assessore alla cultura di Castelfranco Roberta Garbuio, il Sindaco e Presidente della Provincia Stefano Marcon e le due professoresse che hanno seguito il progetto, Pillot e Schievano. Un'ennesima riprova che a Castelfranco Veneto siamo vicini, siamo vivi, siamo attivi e presenti grazie all'assieme di persone che quando vedono un progetto ci lavorano e portano a casa i risultati. Ringrazio la Presidente della Proloco, dottoressa Grassi, ringrazio Alessandro e tutto l'Istituto Rosselli per questo valore aggiunto che portano all'iniziativa. 1, 2, 3! Volevo ringraziare i ragazzi per il loro impegno e per la passione che hanno dimostrato, la dirigente che ci ha permesso di fare questa collaborazione e anche voi, perché è stata veramente molto interessante questa collaborazione. Buongiorno anche dalla Proloco, siamo felici di partecipare anche quest'anno al premio letterario Giorgione e quest'anno siamo doppiamente felici, anzi lo sono, perché sono anche docente del Rosselli e quindi questa nuova collaborazione che si è andata ad aggiungere questo premio così ormai rinomato e famoso non può che avere nuovo valore e crescere. Buongiorno a tutti, con soddisfazione siamo arrivati ormai ai blocchi di partenza. Io ringrazio la preside dell'Istituto Rosselli, ringrazio i ragazzi che hanno fatto un lavoro formidabile, ma soprattutto le professoresse che li hanno seguiti nei dettagli e ci hanno restituito un lavoro formidabile. E grazie ovviamente agli organizzatori del premio Giorgione che ci sorprendono ogni anno con qualcosa di nuovo.